Il ruolo della magistratura a 30 anni dall'omicidio di Rosario Livatino, questa è la tavola rotonda che l'ANM, Associazione Nazionale Magistrati, ha organizzato oggi presso il Tribunale di Agrigento, rispettando rigorosamente le norme anti-Covid e trasmesso in streaming per una sua maggiore diffusione. Ha visto la straordinaria partecipazione del Presidente della Camera, onorevole Roberto Fico. Tra gli interventi moderati dalla giornalista Elvira Terranova, quelli di Alfonso Malato del Tribunale dei diritti del malato, che ha aperto l'assise, a seguire quello del magistrato Giuseppe Miceli, nella sua qualità di Presidente della sottosezione dell'ANM di Agrigento, quindi l'intervento di Luigi Patronaggio, Procuratore della Repubblica di Agrigento, a seguire quello di Antonio Di Matteo, Consigliere nazionale del CSM, e di Sua Eminenza il Cardinale Francesco Montenegro. Il Presidente Fico nella mattinata è stato anche a Racalmuto in visita presso la Fondazione Leonardo Sciascia per l'inaugurazione di una mostra dedicata allo scrittore di Racalmuto, Sciascia appunto, fatta negli anni 50. Sicilia è terra di grandi uomini e Livatino è uno di questi grandi uomini. Il senso che lascia è il senso dello Stato, il senso delle regole, il senso della giustizia, il senso della legalità, ed è l'esempio che dobbiamo tutti perseguire, sapendo che il nostro Stato ha bisogno delle regole e del rispetto delle regole, e questo si inizia non solo a livello di governo, di Parlamento, ma a livello di ognuno di noi. Ogni cittadino da questo punto di vista può fare la propria parte. Una lotta alla mafia che comunque ha bisogno di essere costantemente rilanciata. La mafia non è morta, è chiaro che con le indagini del nostro Paese, con i grandi arresti, con i grandi processi, con il sacrificio e i sacrifici di tanti uomini abbiamo dato senza alcun dubbio un grande colpo alla mafia, ma sappiamo che la criminalità organizzata del nostro Paese è forte, non è morta, e quindi l'attenzione bisogna tenerla sempre alta e stare a passo con i tempi e contrastare questo fenomeno, ma non solo contrastarlo, ma sconfiggerlo per sempre. Sono passati 30 anni dalla morte di Livatino e il suo pensiero è ancora attuale? Il suo pensiero è attualissimo, non c'è ombra di dubbio, anche le parole e il senso che lui dava all'azione del magistrato, come dovesse essere un giudice, come si doveva comportare, e quindi la lezione sua è la lezione anche di Borsellino e Falcone, la lezione di tutti questi uomini incredibili che sono dei veri e propri servitori dello Stato, e in pochissimi chilometri in Sicilia stupenda, che è terra veramente di grandi uomini, vengo dalla Fondazione Sciascia e intellettuale dei nostri tempi, del Novecento, attualissimo, saggista, poeta, scrittore, politico, deputato alla Camera dei Deputati, e quindi sappiamo che anche lo scambio tra tante persone di calibro in questa terra ha fatto sì che la nostra nazione crescesse in modo sano, e quindi grande Sicilia, e grazie a tutti questi uomini incredibili che hanno abitato questa terra e quindi hanno abitato la nostra nazione. Don Giuseppe, oggi qui un evento importante a 30 anni dall'uccisione di Livatino. La magistratura ha deciso di ricordarlo con una bella, importante e significativa cerimonia. Sì, una presenza dello Stato, un segnale molto buono, che ovviamente contrasta con altri segnali che sono giunti in quest'ultimo periodo, certamente non belli e non brillanti. Per esempio il permesso premio ad uno dei mandanti dell'omicidio di Livatino, nulla da dire in merito, però sul metodo probabilmente c'è qualcosa da dire, perché a ridosso proprio del trentennale avrebbero potuto probabilmente evitare. Comunque l'importante è che lo Stato ci sia, e soprattutto che lo Stato abbia una sola voce quando si parla di lotta contro la criminalità organizzata. Lo sta facendo oggi, lo farà lunedì con la presenza del Capo dello Stato, Mattarella, al corso di formazione organizzato dalla Scuola di Formazione della Magistratura, dall'ENM di Palermo e dalla Corte d'Appello, e lì anche quella presenza sarà una presenza importante, sarà una presenza che vorrebbe dire e dovrebbe dire
che questa nostra terra vuole liberarsi una volta per tutte da ogni genere di oppressione, da ogni genere di controllo, da ogni genere di interessi che non siano quelli del bene comune. Questo è il messaggio forte che credo dovrebbe essere poi letto da tutti. Speriamo che tutti quanti possano leggerlo e che tutti quanti possano essere poi conseguenziali anche a questo genere di impostazione anche del messaggio, delle presenze e quindi della volontà finalmente di dire basta ad un fenomeno che ha oppresso per troppi anni la Sicilia. Il processo di beatificazione a che punto è, Don Giuseppe? Siamo sempre nella fase romana e siamo in attesa che venga nominato il relatore, che è colui che si occuperà materialmente di stilare la cosiddetta posizio, quindi di mettere insieme tutto il lavoro fatto dal Tribunale Ecclesiastico Agrigentino con l'aggiunta di altre eventuali testimonianze che la Congregazione per le Cause dei Santi vorrà aggiungere, quindi un lavoro che sarà minuzioso ma che di fatto consentirà, una volta espletato, una volta consegnato alla Congregazione, di portare al primo gradino, che è appunto quello del decreto di venerabilità, e poi dovrebbero seguire la beatificazione e la canonizzazione.